Eder. Mac. Pallister. Ho un'amica a cui sono molto legato. Vorrei vivere con lei a Trieste e possiamo dire che tra di noi c'è un legame molto profondo. Sebastiano Visintin ha sempre avuto un comportamento provocatorio e in questo periodo di discussione circa gli esami medici legali necessari per stabilire la data e le cause della morte di sua moglie, Liliana, ha svelato di avere una nuova relazione. È una donna di Gallarate. Liliana rimarrà sempre nel mio cuore e anche se non ho più voglia di vivere, il pensiero di tutti gli anni trascorsi insieme mi dà la forza di andare avanti. Sebastiano ha anche confermato che tra lui e Liliana non c'erano problemi. Tuttavia, Liliana si era avvicinata a un'altra persona, Claudio Sterpin, ed erano sorte delle dispute tra lui e suo marito. Claudio Sterpin ha affermato: ognuno è padrone della propria vita. Lo stesso discorso vale per Lilly, che avrebbe voluto iniziare una seconda vita. L'ho finito con le donne. Per me Liliana era come una seconda moglie. Avrei voluto lei come moglie. Ma ora ho 84 anni. Lilly è stata la mia ultima donna. La procura di Trieste aveva chiesto l'archiviazione dell'inchiesta come suicidio, ma i familiari di Liliana si sono opposti e il giudice ha accolto le loro richieste, non archiviando l'inchiesta. Giallo di Trieste, omicidio Liliana Risinuccia. La settimana prossima andremo a smentire molte fake news. Stanno tentando, a prescindere da molti aspetti, di incastrare qualche soggetto forzando il dato della cosiddetta 8-idrossichinolona. Di questo ne parleremo la settimana prossima. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.